Grazie Presidente, ma devo dire che l'iter veloce dei progetti di legge che sono in discussione in questo Consiglio oggi tanto era giustificato per la proposta precedente, quanto a mio giudizio inadatto per questa nuova proposta, perché sostanzialmente non si capisce di cosa stiamo parlando. Perché la rubrica della norma dice una cosa, parla di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica, il titolo della proposta è questo, perché l'articolo 1 della stessa legge dice un'altra cosa, parla di presa in carico precoce dei soggetti con sintomatologia sospetta e della tutela della salute di questi, e perché la relazione che introduce alla proposta dice un'altra cosa ancora e parla di sistema di biosorveglianza. Quindi non si capisce, non perché, oddio, anche magari noi facciamo fatica a capire, ma proprio perché tre cose diverse dette in tre punti fondamentali di questa proposta di legge. Tanto che ci risulta difficile comprendere, tanto che la proposta è stata assegnata solo alla prima commissione di competenza e quindi neppure in sede di commissione, lo dico perché magari delle volte i lavori dell'Aula vengono, come dire, aggravati da discussioni poco utili. Essendo stata discussa solo in prima commissione, non c'è stato possibile affrontare questi temi durante l'esame in commissione. Dico che non si capisce perché anche in commissione avete respinto la nostra richiesta di far precedere alla valutazione di questo progetto di legge alcune audizioni di alcuni soggetti che ci avrebbero aiutato a comprendere cosa serve e di cosa c'è bisogno. Allora a me viene il dubbio, ma io lo sapete non sempre penso giusto e bene, mi viene il dubbio che non ci volete far capire cosa contiene e a cosa serve questa app e questa piattaforma, e mi chiedo il perché. Perché vedete, in quest'Aula non bastano le parole del relatore, in quest'Aula non valgono le dichiarazioni del governatore in conferenza stampa, qui parlano soltanto i testi legislativi e il testo legislativo che ci sottoponete, in particolar modo al comma 1 nella seconda parte e il comma 3, sono tra loro contraddittori, sono tra loro volutamente confusi e non ci aiutano neppure teoricamente a capire a cosa serve. E allora vorrei che fosse chiaro, proprio per evitare che qualcuno pensi che questa discussione sia poco utile, perché ci interessa capire come funziona questa app. Al netto della parte della proposta che riguarda la questione della privacy, cioè il comma 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1, che peraltro sono copiati e incollati dal decreto di approvazione dell'app Immuni, copiati e incollati, poi se avrete pazienza in sede di emendamento andremo a vedere come sono stati copiati e incollati, ma a parte questo, io credo che al netto della parte di privacy, dicevo, a noi serve capire per una serie di ragioni. Prima ragione, questo provvedimento che a seguito dell'emendamento approvato in Commissione impegna le casse della Regione Veneto per 200.000 euro quest'anno e 30.000 negli anni successivi, viene finanziato attraverso le donazioni che i cittadini e le imprese venete hanno fatto alla Regione per dare una mano in quella guerra di cui si parlava prima contro la pandemia. E io penso sia dovere di tutti dentro questo Consiglio verificare come vengono impiegate le risorse che i cittadini di questa Regione con generosità hanno donato alle istituzioni. Secondo argomento e motivazione per la quale ci interessa capire. Vedete, qua stiamo discutendo di una app, cioè di uno strumento che il mondo ormai ha a disposizione a seguito di queste enormi innovazioni che la digitalizzazione ci mette a disposizione. E guardate,
Da questo punto di vista la politica offre una discussione antica a tutti i livelli. È evidente cioè come la politica non sia ancora pronta, non si sia ancora dotata degli strumenti per organizzare e governare le innovazioni, le potenzialità che la digitalizzazione delle informazioni ci mette a disposizione. Il tema dei big data, e di questo si parla, cioè della mole infinita di informazioni che attraverso i dispositivi elettronici i soggetti possono acquisire, è un tema su cui la politica è in ritardo e che pone certamente delle enormi potenzialità, ma pone anche degli enormi rischi. Al netto della norma di legge sulla privacy, qua stiamo discutendo di un tema su cui la politica dovrebbe interrogarsi profondamente. A maggior ragione c'è un'innovazione tecnologica che riguarda i dati così sensibili come la vita e la salute delle persone. Ecco perché non è banale capire come funziona questa app, perché abbiamo una responsabilità maggiore rispetto ad altri temi, secondo me. E in base a come noi gestiamo questa responsabilità possiamo giudicare se affrontiamo in maniera positiva o meno anche la sfida della pandemia. In questo caso addirittura, non ho capito bene perché non c'è scritto, ma è un'informazione che ho acquisito banalmente a proposito di innovazione tecnologica, viaggiando in internet, navigando in internet. C'è una società esterna che è collegata a questo progetto e che insieme alla Regione Veneto ha costruito già questa piattaforma. Ecco perché la questione dei dati e della privacy è fondamentale, perché non è un mistero che Google è diventata miliardaria vendendo i dati. E allora vorrei capire, visto che in questa proposta di legge tutta la responsabilità, il trattamento dei dati è in capo alla Regione, quali tutele abbiamo noi che una società esterna non utilizzi queste enormi mole di dati per business, come è normale che facciano le società a fine di lucro. E il terzo argomento per il quale noi vogliamo capire come funziona è perché siamo interessati, lo diceva bene il consigliere Possamai prima di me, a capire quale sarà il reale risultato e quale sarà la reale efficacia di questa app. Perché noi crediamo che per misurare l'efficacia e il risultato dovremo provare a capire cosa ne pensano i medici di medicina generale e il SISP, che sono già oberati di lavoro. E guardate, ho come l'impressione che anche questa volta non basterà fare la conferenza stampa in cui si dirà ma noi ai medici di medicina generale gli abbiamo detto cosa devono fare, come è stato sui tamponi. E noi siamo d'accordo che sia utile che anche i medici di medicina generale facciano i tamponi, ma dopo che a Marghera hai detto che li obblighi a farli, devi farti carico anche del problema che non sanno dove farli, che non hanno i tamponi, che non hanno il tempo. E quello è il problema che va risolto. Allora, tanto è utile obbligare i medici di medicina generale a fare i tamponi, quanto è necessario dotarli di tutte le risorse per farlo. Oppure è importantissimo dare una mano e contribuire con le autonomie scolastiche per la gestione dei casi di positività dentro le scuole. E sono utili le linee guida che la Regione ha approvato, che dicono esattamente cosa deve avvenire in caso di contagi dentro le classi. Poi però succede che i SISP non sono in grado di organizzare il secondo tampone di controllo dentro le scuole e i bambini e le famiglie non sanno come riportare i bambini a scuola. Allora, troppo spesso accade che c'è una differenza tra ciò che noi scriviamo e quindi tra anche le buone intenzioni che abbiamo quando scriviamo o pensiamo una proposta e quello che poi avviene concretamente, perché la consigliera Venturini lo sa meglio di me, chi poi sta sul campo e deve misurarsi con le difficoltà capisce bene com'è importante che tutto ciò che noi facciamo sia coordinato con i soggetti. Ma allo stesso tempo questa app mi preoccupa rispetto agli utenti, perché la biosorveglianza
Guardate, non è una banalità. Cioè io mi sono chiesta quanti di quelli che si scaricheranno l'app saranno in grado di gestire la propria sintomatologia attraverso una chat box o un computer. Come potranno gli utenti capire a che punto l'ossigenazione della loro respirazione è pericolosa e a che punto invece non lo è? Quindi ci vuole anche una formazione degli utenti e non vorrei che un'app del genere, se non è sufficientemente spiegata, se non c'è una collaborazione con le strutture sanitarie del territorio, anziché essere utile, diventa un aggravio anche per chi la utilizza. Perché abbiamo certo l'obbligo, l'impegno a tutelare e curare i cittadini del Veneto, ma abbiamo anche un impegno a rassicurare i cittadini, a combattere quella solitudine, quella preoccupazione che è diffusa anche nella nostra regione. E quindi se questa app va in quella direzione, se sapessimo come funziona, andrebbe bene, ma altrimenti rischia di essere peggiorativa. E infine abbiamo delle perplessità rispetto all'impatto reale che questa innovazione avrà, perché il monitoraggio dell'emergenza non può essere affidato solo a chi volontariamente si scarica la app. E l'abbiamo visto con la vicenda Immuni, una funzionalità che poteva essere utile in fase precedente a quella in cui ci troviamo oggi, ma che non essendo stata volontariamente scaricata da un numero consistente di cittadini italiani ha visto un impatto limitato di utilità. E quindi anche su questo ci chiediamo che tipo di valutazioni sono state fatte. Ecco perché, lo dico al Presidente che è anche il presentatore della legge, noi riteniamo che al netto della questione privacy, che comunque non è banale, per le ragioni che ho detto prima, sia importante capire come pensate che debba funzionare questa app. Allo stesso modo riteniamo ugualmente importante che il funzionamento dell'app sia condiviso con chi poi tecnicamente, materialmente dovrà andarla ad utilizzare. Per tutte queste ragioni noi riteniamo che questo progetto di legge avrebbe potuto e dovuto avere una fase di approfondimento maggiore dentro questo Consiglio regionale. Grazie.